Oggi appunto c'è un fatto importante per il Veneto, per Venezia e per la zona di mia provenienza. C'è questa presentazione di questo libro fatto appunto in forma romanzata sulla storia di Venezia, d'oggi Enrico Dandolo, che praticamente ha conquistato Bisanzio e tutta una fase storica in quegli anni. Quello che c'è da dire, diciamo, è l'orgoglio appunto di avere qua un nuovo autore, una persona che si è dedicata con lo studio della storia a metterla giù anche in forma romanzata, quindi una cosa di piacevole lettura. Ho scritto questo libro pensando inizialmente ad un film e poi, essendo quello che avevo in mente di realizzare io troppo costoso, mi fu suggerito di non buttare via la storia ma di scriverla, e così è nato questo romanzo. Nato, mi è venuta l'idea tanti anni fa, in un periodo particolare della mia vita, ed è stato, posso dire, suggerito, innescato dall'antica passione e amore che ho per Venezia. È successo in una prima visita che ho fatto da bambino a questa città e che sempre mi ha un po' condizionato, me la sono sempre portata dietro, e ho cercato a modo mio, con le mie piccole forze, di fare qualcosa per esaltare la bellezza di questa città. È una grande occasione quella di presentare un libro che narra le vicende storiche e personali di uno dei più grandi personaggi di Venezia, il doce Enrico Dagnolo, più noto come Enrico Dandolo. Non è solo una pagina di storia dedicata a Venezia e a questo personaggio, è altresì anche un paziente lavoro di ricerca effettuato su un periodo storico, alludo alla Quarta Crociata, su cui non ci sono informazioni precise se non informazioni di cronache dell'epoca e di cronache di parte. Uno studio eccezionale con un bel linguaggio, una bella pagina da leggersi e un'ottima occasione per conoscere qualcosa in più di Venezia.